benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Fontanarossa ha aperto un terminal provvisorio con una tensostruttura, ma i disagi per i viaggiatori ci sono stati anche stamane. Il presidente Schifani conferma la fiducia alla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, e assicura che lo scalo si avvia verso la normalità. Il colosso delle crociere MSC lascia il porto di Siracusa. La compagnia chiede strutture migliori, uno stop che pesa sul turismo già in ginocchio per lo stallo a Fontanarossa. Bellolampo, ipotesi autocombustione nella discarica di Palermo che ha provocato l'allarme diossina. Stamane ispezione dell'antimafia regionale. Rifiuti, la Regione accelera sui termovalorizzatori e richiede i poteri speciali necessari per realizzare 2 impianti. Intanto la Sicilia rischia di perdere 2,5 miliardi di fondi europei. È stata spettacolare, ma causerà nuovi ingorghi al traffico la demolizione con una carica di esplosivo del viadotto Ritiro a Messina. Da su di noi a gelato al cioccolato, Pupo ha entusiasmato la piazza di Augusta. Anche per lui disagi causa aeroporto di Catania. Calcio, siciliane tra campo e mercato. In Serie B il Palermo prepara l'esordio in Coppa Italia contro il Cagliari. In Serie C Catania e Messina lavorano sotto traccia in cerca di rinforzi. Bentrovati. Ha aperto a Fontanarossa, dicevamo, un terminal provvisorio con una tensostruttura, ma i disagi per i viaggiatori restano. Il presidente Schifani, dopo un sopralluogo, conferma la fiducia alla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, e assicura che lo scalo si avvia alla normalità. Schifani ha detto: è nei momenti di emergenza che si misura la tenuta delle istituzioni. Rientro a Palermo soddisfatto di questa giornata. Adelaide Barbagallo. Il sopralluogo alla nuova tensostruttura e la verifica dei lavori per rendere nuovamente agibile il Terminal A chiuso per l'incendio di oltre 2 settimane fa. Il presidente della regione Renato Schifani in conferenza stampa all'aeroporto di Catania usa toni rassicuranti. Afferma di essere soddisfatto di quanto fatto sinora. Ci si avvia, afferma, alla normalità. Si attendono però le autorizzazioni necessarie. Nessuna data dunque è possibile ancora fornire sulla piena operatività del quarto scalo d'Italia. Schifani parla di istituzioni compatte e minimizza sull'assenza del sindaco di Catania Enrico Trantino, sulla dura posizione del primo cittadino, dei parlamentari di Fratelli d'Italia e di Confindustria Catania, sulla governance della SAC definita inadeguata. Alla domanda se continua ad avere piena fiducia e dare pieno sostegno alla D Nico Torrisi risponde così. Per quanto mi riguarda sì. Il governatore non commenta le affermazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che parla di fondi non spesi e opere strategiche attese da 11 anni all'aeroporto di Catania. Guardi, io rispondo al ministro Salvini di queste cose, al ministro competente per materia. Piena consapevolezza del danno di immagine all'economia. Si vedrà, spiega Schifani, più in là come intervenire. Il nostro obiettivo prima è tornare alla normalità. Tornando alla normalità si vedrà quali misure nazionali e regionali potranno essere previste. Intanto oggi all'aeroporto la situazione era questa. Questa è la fila per entrare nella nuova tensostruttura, quella che garantisce da oggi un maggior numero di voli, 7 in arrivo e 7 in partenza, persone che stanno attendendo prima di poter entrare nella nuova struttura. Vivere ancora disagi di questo tipo credo che sta creando un danno all'economia, al turismo e all'immagine che sono danni inestimabili. Chi arriva nella nuova tensostruttura allestita all'aeronautica militare si sente già un fortunato perché ha atteso fuori sotto il sole, poi riesce ad entrare, e fortunato perché può partire. E adesso riascoltiamo i passaggi salienti dell'intervento di Luigi Crispino, ospite stamane a Buongiorno Sicilia. Crispino è un esperto di aviazione civile, è stato gestore degli scali di Pantelleria e Lampedusa. Eccolo. Si stanno affannando a cantare tutti insieme, stringiamoci a corte, sì. Siamo pronti alla morte.
dei siciliani, perché i danni sono assolutamente incalcolabili. Ora, per avere le certificazioni, forse qualcuno pretenderà che le cose siano fatte in regola. Quindi non partiremo col Terminal A, ecco. ma la cosa più grave, non prima del 10, 12, 15 di agosto, ma la cosa più grave è che non siamo partiti col Terminal B, abbiamo semplicemente cancellato dal panorama la Sicilia. Quindi non venendo più nessuno, ora appena faremo il sistema aeroportuale siciliano con Vito Riggio e compagnia bella, sempre stretti a corte, a quel punto avremo risolto anche il problema del caro vita, perché chiuderemo pure i supermercati e il prezzo della vita calerà. Il colosso delle crociere MSC lascia il porto di Siracusa. Dietro la scelta della compagnia alla richiesta di un'accoglienza con strutture migliori. Uno stop che pesa sul turismo già in ginocchio per lo stallo a Fontanarossa. Giusy Lazzara. Un annus horribilis per il turismo siciliano. Arrivano cattive notizie anche per il porto di Siracusa, escluso dal programma 2024 di MSC Crociere. Una decisione che la compagnia giustifica con la diminuzione di navi disponibili, ma che sarebbe da ricollegare alle infrastrutture portuali con il fondale non dragato da tempo e un solo terminal. Ci sarebbe pronto un altro approdo con i lavori finiti, ma dicono dalla società consortile del porto di Siracusa non è stato ancora aperto per la mancanza di autorizzazioni e collaudi. Tempi che si allungano mentre MSC, in un comunicato, ringrazia per l'accoglienza e per il supporto delle istituzioni, ma auspica che a Siracusa possano concretizzarsi alcuni progetti, al momento al vaglio della regione, in grado di fornire un'accoglienza più strutturata ai croceristi. Un danno economico che peserà per la prossima stagione, considerato che le navi MSC nell'ultimo anno hanno portato a Siracusa 80.000 turisti, facendo fare il salto numerico per il porto che perde l'80% dei passeggeri croceristi. Uno stop che complica la stagione turistica già compromessa per l'incendio nell'aeroporto Fontanarossa andato in tilt e anche la rete autostradale e infrastrutturale in condizioni disastrose. Notevole danno a tutte le guide che facevano poi le escursioni da Siracusa, ma non soltanto alle guide, anche tutto l'indotto, perché queste persone, questi gruppi si muovono, vanno a mangiare al ristorante, vanno a consumare in giro e tutto questo flusso di persone ovviamente mancherà. Ora temiamo per ciò che può accadere ad agosto, anche perché l'immagine della Sicilia è stata devastata. Non solo è stata devastata dal fuoco una parte della Sicilia, ci sono stati danni incredibili, ma anche l'immagine della Sicilia, di come la Sicilia abbia gestito tutta questa situazione. Anche sul fronte delle disdette per le strutture ricettive, Giuseppe Rosano, di Noi Albergatori Siracusa, stima un calo del 30%, con una perdita solo nella città di 200.000 euro a settimana. Cifra, dice Rosano, destinata a salire con ricadute sul territorio. Un nuovo incendio, questa volta nell'Agrigentino, forse doloso. A Santa Margherita Belice le fiamme hanno distrutto un capannone con 1.300 balle di fieno. Stasera a Palermo le vittime dei recenti roghi saranno ricordati alle 19 a Piazza Pretoria. Il Codacons intanto presenta esposti in tutte le procure siciliane sulla mancata prevenzione degli incendi, ma per le ultime sentiamo Marco Gullà. Bellolampo è una bomba ecologica che può esplodere da un momento all'altro. È l'allarme lanciato dalla Commissione regionale antimafia che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella discarica palermitana. L'incendio dei giorni scorsi, che ha causato anche lo sprigionamento di diossina in tutto il comprensorio, tiene ancora alto l'allarme inquinamento, come ribadisce il presidente della Commissione antimafia Antonello Cracolici, che sulle cause dell'incendio ipotizza l'autocombustione. Il fatto che il fuoco sia partito nell'ora di punta del caldo della città, alle ore 14 circa, dimostra che probabilmente il calore è stato il motivo dell'accensione attraverso combustibili come il vetro, che possono costituire un fattore di accensione, perché difficilmente i fuochi si accendono da soli, e questa è un'area tra l'altro non accessibile diciamo al piromane, diciamo, di professione,
2 giorni e mezzo di fuoco, momenti di grande impegno per la RAP. Operando in una zona molto a rischio delle alzamenti di temperature delle ruspe cingolate che si sono fermate, quindi abbiamo immediatamente attivato noleggi di altre ruspe che in un paio d'ore sono arrivate fortunatamente, ma chiaramente l'incendio a una grande velocità si è divampato. Però mi fa piacere precisare che in pochissimi giorni un incendio di dimensioni notevolissime, come potete vedere, tutta la quarta vasca era presa dall'incendio, è stato domato. Sono stati soltanto 2 giorni e mezzo di fuoco pieno. Su Bellolampo l'obiettivo è quello di definire il prima possibile la 7ª vasca per evitare rallentamenti nel conferimento dei rifiuti. Il caso Bellolampo e l'emergenza diossina spingono il governo regionale ad accelerare i tempi per la costruzione di 2 termovalorizzatori, uno nell'area di Palermo, l'altro nel Catanese. Intanto la Sicilia rischia di perdere una grossa tranche di fondi europei. Lorena Dolci. Entro l'anno il bando per 2 termovalorizzatori e poteri speciali per accelerare le procedure e il rilascio delle autorizzazioni. Il presidente Schifani accelera sugli impianti che dovrebbero sorgere ai margini delle città metropolitane di Palermo e Catania. La soluzione all'emergenza rifiuti è la nomina a commissario, già concordata con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e in arrivo con un'apposita norma nazionale già tra qualche settimana. Il presidente Schifani dunque spinge per questo passaggio che farebbe uscire l'isola dal cappio delle discariche sature, inquinanti e pericolose. L'emergenza diossina a Bellolampo è stata il punto di non ritorno. Le SRR dell'isola sono al lavoro per analizzare i flussi dei rifiuti e mettere a punto un piano aggiornato. Catania invia i rifiuti al TMB di Sicola Trasporti. Sicola Trasporti in questo momento invia i rifiuti fuori regione, quindi all'estero, paradossalmente in un impianto di termovalorizzazione fuori Italia, a costi altissimi. In questo momento siamo intorno alle 350 euro a tonnellata. A farne le spese i comuni che hanno ottenuto per questo ristori dalla regione, ma anche i cittadini che pagano le tariffe più alte d'Italia. Solo con i dati in mano potranno essere individuati i siti in cui fare sorgere termovalorizzatori. Attendiamo l'esito di questo studio al fine di poter definire il sito, quindi l'individuazione del sito. La Sicilia, che passa da un'emergenza all'altra, rischia di perdere anche i fondi europei. Secondo le stime della CGIL Sicilia, l'isola rischia di dover rinunciare a quasi 1,5 miliardi di euro dalla rimodulazione del PNRR annunciata dal governo nazionale. 3 gli assi di intervento principali: efficienza energetica, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi. Una ritorsione per avere precedentemente picchiato 2 ragazzi all'interno di una discoteca. Ci sarebbe questo dietro alla sparatoria di lunedì scorso a Catania. Un 22enne, Giovanni Gurreri, figlio di Natale, vicino al clan dei Cursotti, si è costituito e intanto un altro uomo è stato fermato. Ma a quanto pare ci sarebbe stato un doppio errore di bersaglio. Infatti i 2 uomini centrati lunedì dai colpi di pistola a quanto pare non sarebbero stati i veri obiettivi dell'agguato. A Messina è stata fatta esplodere l'ultima vecchia campata del viadotto Ritiro, autostrada chiusa per alcune ore. A fine mese dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione, ma i disagi alla circolazione stradale sono tanti. Francesco Triolo. Le immagini sono spettacolari. L'ultima campata del viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina viene giù con una serie di piccole esplosioni controllate. È l'ultimo pezzo del vecchio ponte ad andare giù e segna l'avvio del percorso che deve portare al traguardo entro febbraio per la sua ricostruzione completa, iniziata nel 2016. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la zona centro-nord della città quando erano le 6:30. Ad eseguire la demolizione è stata una società specializzata, la Nitrex, che già aveva buttato giù, ad esempio, il viadotto San Giuliano in provincia di Caltanissetta. I tecnici hanno apposto tante piccole microcariche posizionate nei punti strategici, quindi sono stati rimossi dei dai tratti sottostanti al punto di detonazione. L'autostrada nel tratto tra Messina Boccetta e Rometta è rimasta chiusa sino alle 6 ed è stata riaperta poco dopo le 8 con le pattuglie della polizia stradale, che hanno presidiato gli svincoli indirizzando le auto verso percorsi alternativi. Quello di oggi era un passaggio necessario prima della ricostruzione, che inizierà tra un paio di settimane.
il tempo per consentire ai lavoratori del cantiere della Toto di fruire delle ferie estive e poi a fine mese si dovrebbe ripartire con un obiettivo, quello di completare i lavori entro il febbraio 2024. 6 mesi nel corso dei quali i disagi saranno diversi perché dalla scorsa settimana è stata chiusa l'uscita di giostra per chi proviene da Villafranca proprio per consentire il collegamento con la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro. Musica adesso con la sua energia. Pupo ieri sera ha incantato il pubblico di Augusta, un concerto che ha ripercorso i suoi più grandi successi e anche per il cantante toscano l'arrivo è stato in ritardo a causa dei guai di Fontanarossa, ma eccolo al microfono di Francesco Aloi. Grazie per l'affetto e la stima che mi riconoscete e che è totalmente contraccambiata. E non lo dico così per ottenere un consenso, ma lo dico convinto. Una stima che Pupo porta con sé nel cuore, è toscano di origine, ma la Sicilia è una regione che ama molto. Per lui cantare qui ha un significato particolare. Io ho iniziato la mia carriera proprio da professionista in Sicilia nel 76 al Carnevale di Acireale, e la mia prima prestazione da professionista come Pupo. E per me è tornare alle origini ed è un'emozione fortissima e io nei siciliani trovo un riscontro unico. Questo è l'effetto che Enzo Ghinazzi ha trovato ad Augusta, dove torna 33 anni dopo portando i saluti di Rosario Fiorello. Io quando ho detto a Rosario che venivo a cantare ad Augusta, mi ha detto io la amo Augusta, ci vengo ogni tanto e mi ha detto salutami Augusta, con piacere lo farò, quindi vi porto i saluti di quello che è stato per tanti anni un vostro concittadino illustre. Una piazza pienissima, tutti a cantare e ballare i pezzi più belli, quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, molte hit del passato che sono presenti anche nelle playlist di oggi. Sulla carta d'identità quasi 70 anni, ma con la sua vitalità ne dimostra molti di meno. I fan lo hanno sempre amato per cantare uno dei suoi pezzi più apprezzati, scritto da Cristiano Malgioglio. Pupo ha chiamato alcuni di loro. E in Sicilia la lunga estate di musica non è ancora finita. Ha basato poi alla fine. Facciamo una breve pausa, tra poco le ultimissime di calciomercato, state con noi. Così di nuovo insieme con il calcio, tra campo e mercato. In Serie B il Palermo intensifica gli allenamenti in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Cagliari. In Serie C Catania e Messina lavorano sotto traccia in cerca di rinforzi, ma lo slittamento del campionato consente di operare con maggiore serenità. Angelo Gagliano. Palermo che il 12 agosto sarà in scena a Cagliari per il primo turno di Coppa Italia. Pian piano, nella quiete di Pinzolo, si affinano gli schemi in vista del campionato. Rosanero in campo domenica per un'altra amichevole, questa volta contro il Trento dell'ex tecnico Terino. Corini e del suo staff, in particolare Lanna e Bovo, stanno lavorando molto sui movimenti difensivi. Si è rivisto in campo anche Buttaro, che sta smaltendo una botta alla caviglia. Ed in queste ore in Trentino è atteso l'arrivo di Diego Valencia, che ha lasciato il ritiro della Salernitana per aggregarsi al gruppo rosanero. E non finisce qui, visto che la dirigenza palermitana ha messo nel mirino Rivas e dichiara entrambi della Regina. In uscita l'ex romanista Soleri sarebbe finito nel mirino del Brescia. In Serie C lo slittamento del campionato consente a Catania e Messina di lavorare serenamente in campo e sul mercato. La squadra rossazzurra fatica zafferana con il DS Laneri al lavoro per completare l'organico da consegnare al tecnico Tabbiani. Servono un portiere, si valutano una mezza dozzina di profili, 2 difensori ed un altro attaccante. Il mercato di C è complicato anche dalla questione ricorsi, con tante squadre che sono in ballo.
L'essere più o meno ammesse al campionato, piuttosto che ad un altro, può definire i destini di alcuni giocatori che potrebbero essere liberati. Si potrebbe dunque giustificare così la fase d'attesa del Messina, che completa il mosaico degli under e si concentra sugli over. Dal ritiro in Sila, mister Modica lo ha ribadito più volte e si aspetta almeno 3 innesti di qualità nei settori nevralgici del campo. Uno potrebbe essere il play Mungo di proprietà della Viterbese, gli altri investimenti saranno concentrati su un fantasista ed un attaccante in grado di andare in doppia cifra. Intanto a San Giovanni in Fiore è arrivato e si è aggregato l'attaccante esterno Marco Zunno, classe 2001, l'ultima stagione in Serie C con le maglie di Novara e Piacenza. E adesso in chiusura vi riproponiamo la testimonianza del direttore di Antenna Sicilia e Telecolor, Antonio Azzalini, sull'aeroporto di Catania prima dell'incendio. Questa testimonianza è andata in onda stamane a Buongiorno Sicilia. L'aeroporto di Catania fa schifo. Quando lei arriva in Sicilia viene accolto. Quando le va bene, se ITA non fa 2 ore di ritardo come normalmente accade. Stiamo vedendo qualcosina intanto. Ecco, se le va bene, viene accolto dai finger, viene scaricato sui finger e qualcosa funziona. Qualcosa funziona non significa niente, perché poi entri dentro, c'è scritto Welcome to Sicilia, su muri scrostati, linoleum rovinati, e arrivi in sala dove ritiri i bagagli con bagagli ammassati, buttati dappertutto, i buchi per terra. La cosa è gravissima, per terra c'è il linoleum, bene, sotto ci sono dei buchi perché il pavimento in cemento probabilmente ha ceduto. Ma negli ultimi 3 anni quel pavimento è stato solo ricoperto da un foglio di linoleum e i buchi sono rimasti sotto perché dava fastidio probabilmente ai manutentori, ma soprattutto ai dirigenti dell'aeroporto, mettere a posto i buchi. Vieni accolto poi in un posto, vieni scaricato agli arrivi, sembra un SUC, è una cosa assolutamente inadeguata. Questo per quanto riguarda gli arrivi. Poi arrivi nei parcheggi, che fanno schifo quanto l'aeroporto, e cosa succede? Io sono arrivato un giorno a mezzanotte, le macchinette per pagare i parcheggi erano rotte, cioè non si poteva infilare la carta di credito e accettava solamente monete. Ho chiamato i signori che dovrebbero gestire il parcheggio, sai cosa è successo? Ho chiamato, mi ha detto guardi se si procuri le monete, e gli ho detto ma scusi è a mezzanotte e mezza, ma dove vi procuro le monete che l'aeroporto è chiuso? Guardi, allora torni domani mattina e si riprende la macchina. Ma cosa da fare? Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il personale sono bravissime persone, si vergognano anche di come noi trattiamo i turisti. Questo per quanto riguarda gli arrivi, ma per terra le decalcomanie che danno l'indicazione sono consumate, sfasciate, nessuno si è mai pensato, il Presidente probabilmente non ha mai viaggiato, ma nessuno dei dirigenti dell'aeroporto ha mai viaggiato, perché probabilmente non arrivano neanche in aeroporto, perché le decalcomanie per terra sono consunte. Quelle che dovrebbero indicare le direzioni. Questo se le va bene, se arriva ai finger, però se lei arriva a mezzanotte, quando il personale probabilmente non c'è, lei viene scaricato su dei pullman che hanno 50 anni, non hanno mai fatto manutenzione. Se io mi diverto a riprenderli, hanno le tappezzerie sfondate, l'aria condizionata non funziona. Quel signore ha la carta igienica sul pianale accanto alla per pulirsi guida. il sudore. Lo sa perché? Perché l'aria condizionata non funziona. Guardate lo stato dei pullman. Ma cosa dice un turista quando arriva e viene accolto così? Poi vengono stivati per risparmiare, mettono 200 persone a 40 gradi dentro un pullman e fin quando non si riempie a tappo non lo fanno partire. Tu rimani lì a 40 gradi senza aria condizionata ad aspettare che questi ti facciano partire. Questo è gli arrivi. Le partenze sono ancora peggio, perché
arrivi, ti fai una lunga fila, io ho la fortuna di non farla, ma perché viaggio molto e quindi ho delle priorità. Hai del personale che ribadisco, il personale che gestisce l'aeroporto sono personale a modo, che si vergogna di come del luogo dove sta. Bene, io da 3 anni passo il controllo delle valigie, poi dalla sala imbarchi al controllo delle valigie ci sono 5 gradini, ok? C'è una scala mobile di 5 gradini che serve per le persone disabili o quelle che hanno bassa mobilità. Certo. Benissimo, io da 3 anni quella scala mobile non ha mai funzionato. Mamma mia. Lo sa che non ha mai funzionato? Loro, la manutenzione dell'aeroporto è mettere un nastro e dire non funziona. Non funziona, e quello è tutto. Se prende lo scivolo per le carrozzine si accorgerà che il linoleo è tutto staccato, che la gente ci si può massacrare, è fatto da schifo. Direttore, Arriva in sala, ma io le dico la verità, arriva in sala, quando tu arrivi in sala partenze non c'è spazio per la gente, perché ci sono milioni di persone che partono ogni giorno. Quella sala è inadeguata per strutture, per servizi. I bar sembrano le mense, cioè, voglio dire, i bar sono uno schifo. La sala VIP, la sala, come si chiama? La lounge, per i viaggiatori, i frequent flyer, sì, è un buco ricavato in un soffitto, dove accedere è difficilissimo. Fa schifo perché fa schifo, è manutenuta da fare schifo. Le poltroncine sono scrostate, ti danno 4... ci sono 35 persone e poi 100 persone fuori che fanno la fila, bambini, cose. Non si può, è inutilizzabile, è un buco, ma è un buco tutto così.